Buongiorno da Chioggia, siamo qua al porto di Chioggia per una manifestazione, sottolineiamo, molto pacifica degli agricoltori di quasi tutte le province del Veneto. Qua abbiamo agricoltori di Verona, di Treviso, di Venezia naturalmente, di Rovigo, per 7 punti che loro vogliono sottolineare. Adesso proviamo a scoprire cosa gli agricoltori, che oggi appunto, e risottolineo, in maniera super pacifica stanno dimostrando. Pensavamo onestamente ci fosse più partecipazione, sono stati invitati anche i pescatori di Chioggia, che onestamente non vediamo in questo momento. C'è una rappresentanza di pescatori di Porto Tolle per la solidarietà. Chiediamo un po' agli organizzatori, perlomeno alla signora che abbiamo visto la più animata. Buongiorno. Buongiorno, ecco gli agricoltori. Ha la rappresentanza degli agricoltori la signora Milena Zaggia. Allora, cosa state dimostrando oggi? Nel senso che conosciamo le varie manifestazioni che ci sono state in Europa, in Italia in particolare, poco tempo fa anche nella vicina Rovigo, oggi Treviso, Padova, eccetera. Qua oggi a Chioggia, perché? A Chioggia perché c'è praticamente un connubio con i pescatori, che anche loro sono in un settore ormai bistrattato da leggi e da situazioni che praticamente ci stanno danneggiando, ci stanno portando alla morte. Lei diceva ci sono 7 punti fondamentalmente che vogliamo esporre oggi. Una piccola chiosa, non ci sono i pescatori però. Non ci sono i pescatori, ce ne sono alcuni di Porto Tolle che sono venuti, qualcuno da Goro dovrebbe arrivare, oggi purtroppo la giornata è quella che è, e anche loro hanno dei grossi problemi con il granchio blu, partito da Goro e sta arrivando anche a Chioggia. Le loro quote di pesca sono diminuite in maniera sostanziale, non sanno come vivere, come sopravvivere. La pesca ovviamente si sta riducendo a una pesca quasi così da poco, insomma, e non sanno come sostenere i costi che hanno comunque, perché i contributi li devono pagare, se hanno dei dipendenti devono pagare i costi fissi pure. Che poi è lo stesso problema che vi accomuna, nel senso che abbiamo sentito fuori onda che molti agricoltori dicono non stiamo guadagnando, le nostre derrate costano pochissimo, arrivano derrate dall'estero che non hanno le stesse garanzie che abbiamo noi, i nostri protocolli sono troppo serrati e decisamente ci stanno creando problemi. Ecco, giustamente le chiama anche altri. Io supporto qualcuno che mi conforta. Quindi, detto questo, secondo voi che cosa può fare? Anzi, tra l'altro, un'altra cosa che ho sentito sottolineare, siamo dimenticati oppure non ascoltati da Roma, che poi tra l'altro io ho seguito i pescatori proprio in questi giorni a Bruxelles, anche i pescatori dicevano: a Roma abbiamo un ganglio, non abbiamo un colloquio, la regione fondamentalmente lavora bene, però a Roma abbiamo un muro di gomma. Voi? Ma diciamo che, scusami, prego, vai. Ma diciamo che a Roma, che sia adesso, che siano 6 anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa, non ha mai ascoltato il cittadino, poco. Bisogna veramente che il cittadino vada quasi in questua a Roma, a battere, a picchiare, perché non siamo rappresentati. Io non mi sento rappresentata dai nostri senatori e dal nostro Parlamento, ma non sto parlando di questo governo attuale, di tutti i governi. Fanno i loro interessi, cercano di guadagnare dei voti venendo fuori solo quando ci sono le elezioni. Siamo praticamente in elezioni da 8 anni ormai, perché l'avvicendamento dei governi lo sappiamo. Abbiamo fatto tantissime lotte anche per tante altre cose, oggi ci troviamo qui con gli agricoltori, i pescatori e gli allevatori, perché il prezzo di produzione, il costo di produzione non è garantito. Abbiamo delle sovvenzioni, la PAC, la famosa PAC, che gli agricoltori non è che la capiscano molto e la accettino. A noi non servono le sovvenzioni dall'Europa o dal governo italiano, ci devono riconoscere il nostro costo fisso. Questo è quello per cui noi ci battiamo. Ma un'ultima domanda, poi dopo seguo anche altri vostri colleghi. Qualcuno diceva, una delle responsabilità sono le multinazionali da una parte, i commercianti dall'altra.
e anche questa è un'analisi che voi sottoscrivete? Ma sicuramente alla base di tutto ci sono le multinazionali. Le multinazionali sono quelle società in mano di pochi che cancellano il lavoro di molti. Quindi in qualsiasi settore, in qualsiasi attività, il problema delle multinazionali, quindi della famosa globalizzazione, ha portato a carità e alla cancellazione. Siamo arrivati effettivamente alla frutta, la politica a livello nazionale non ha fatto niente, la politica a livello europeo ha complicato e ha contribuito alla devastazione. È ora di fare uno stop e di ripartire. Penso che sia il momento che tutti i cittadini a 360 gradi facciano una riflessione. È ora di dire basta e di ricominciare coi principi che se uno produce deve guadagnare e deve vivere, se uno importa non può ostacolare o far morire gente che lavora da anni e che ci sta buttando la vita. È ora di finirla. Grazie. Grande Fatti! Ecco, seguite, c'è effettivamente una grossa partecipazione di agricoltori e pochissimi di pescatori. Tra i pescatori abbiamo individuato gli amici di Porto Tolle. Buongiorno, voi rappresentate i pescatori di Porto Tolle per solidarietà o perché vi accomuna un problema molto simile? Due cose, solidarietà sicuramente, e i problemi che ne abbiamo, che sappiamo tutti quali sono e non vengono mai risolti, come gli agricoltori siamo pieni di problemi. Ecco, gli agricoltori hanno detto il nostro problema è che non abbiamo a Roma che ci supportano, o perlomeno tutte le nostre istanze vengono poi a Roma messe in parcheggio in stand by. Anche per voi è la stessa cosa? Questa è una cosa che è da verificare. Noi abbiamo le associazioni di categoria come gli agricoltori, però anche noi dobbiamo avere fiducia di quello che fanno a Roma, altrimenti dobbiamo cambiare sicuramente. Però associazioni di categoria rispetto agli agricoltori sono tra i grandi accusati nel tavolo degli accusati. Le vostre invece? Al momento non sono sul tavolo degli accusati, però è una verifica che dobbiamo fare, che è in corso e dobbiamo fare. Grazie. Perfetto, sperando che queste manifestazioni possano portare perlomeno sul tavolo di Roma e sul tavolo della Regione a delle soluzioni o perlomeno un'attenzione particolare. Da Leandro Maggi, da Chioggia in diretta e soprattutto da Chioggia con questa manifestazione degli agricoltori è tutto. Buona giornata.